È senz'altro un momento socializzante, un momento in cui si sta insieme ad altri dopo tanti mesi di difficoltà e quindi un ruolo di questo tipo lo può assolvere. Poi sappiamo che la LILT si occupa da tanti anni, oltre che di prevenzione, anche di riabilitazione e quindi sarà un'occasione per promuovere corretti stili di vita e per cercare di parlare con le persone che hanno attraversato la fase della malattia su quelli che sono gli strumenti migliori per la riabilitazione. Ringrazio ovviamente le ditte Amadio e Facchin che sono sempre disponibili per questa vendemmia solidale e sociale e in favore in questo momento della LILT, quindi continua un percorso virtuoso e solidale che porta evidentemente a sensibilizzare persone a donare per fare in modo che tante altre persone poi possano stare bene perché sono aiutate da questa. Il tessuto sanitario come il tessuto sociosanitario e sociale ha bisogno di sostegno perché solo con l'aiuto di tutti, facendo rete, si riesce ad ottenere risultati importanti come li sta ottenendo il Veneto e anche la provincia di Treviso. Ha sorpreso non solo la solidarietà ma è la vicinanza in particolare che il mondo imprenditoriale in generale ma anche dall'ultima persona, voglio dire da qualsiasi soggetto, il fatto di donare in modo spassionato per aiutare il sistema. E questo effettivamente è un vivo ringraziamento che faccio e in particolare a queste due aziende che da anni, ormai da 4 anni, continuano a sostenere questo tipo di solidarietà.